Nel 1889 debutta al Teatro San Nazzaro di Napoli Na Santarella, commedia di Edoardo Scarpetta che avrà un successo colossale. Tanto enorme da farne addirittura oltre 120 repliche che finalmente gli faranno accucchiare una cosa di soldi, e con i soldi accucchiati il nostro Edoardo Scarpetta si concede finalmente questo villino di delizie in primo stile Liberty qui a via Luigia San Felice al Vomero, come lo chiamava lui, Nucummoso Tencop. Quando parlo di Edoardo Scarpetta mi viene sempre in mente una parola napoletana che è accucchiare. Voi sapete, in italiano accucchiare significa accoppiare, mettere insieme, che ne so, una destra e una sinistra, una scarpa, un paio di guanti. In napoletano il significato di accucchiare però è molto più estensivo. Accucchiare significa ottenere qualcosa, raggranellare un po' di soldi. Accucchiare vuol dire, insomma, portare a casa un risultato. Non ne ha accucchiato proprio niente. E quando penso ad accucchiare penso alla causa, famosissima, di Edoardo Scarpetta contro Gabriele D'Annunzio. La storia è questa, statemi a sentire. Nel 1904 Gabriele D'Annunzio porta al successo La figlia di Iorio, una tragedia che avrà un'eco nazionale. Edoardo Scarpetta è molto interessato, gli piacerebbe farne una parodia, col titolo ovviamente geniale del Figlio di Iorio. A tale scopo si reca a Marina di Pisa a chiedere autorizzazione al Gabriele D'Annunzio, il Vate nazionale, e lui gliela concede, ma ahimè a voce, senza un documento scritto. Voi sapete che carta canta. L'anno successivo, 1905, il Figlio di Iorio debutta al Mercadante di Napoli con gran successo, ma 15 giorni dopo, a casa Scarpetta, qui, arriva una denuncia per plagio e per contraffazione. La causa avrà un'eco nazionale. I contendenti sono due personaggi di grandissimo rilievo nel teatro nazionale. Edoardo Scarpetta addirittura ha un perito di parte che è niente proprio di meno che Benedetto Croce. Gabriele D'Annunzio sceglie come perito di parte Roberto Bracco, ma l'avvocato della difesa di Gabriele D'Annunzio si chiamava Enrico Cocchia. Ora Cocchia, e torniamo ad accucchiare ovviamente, questo cognome non poteva sfuggire all'autore di Oscar Faliette, Il medico dei pazzi, un turco napoletano, Miseria e nobiltà. Ovviamente era un cognome troppo ghiotto e infatti alla fine della produzione dell'avvocato Cocchia durante la causa Edoardo Scarpetta si alza in piedi e dice: ma che cacchio, ma Cocchia, stu cacchio Cocchia.